Sindaco Canal, oggi un 25 aprile all'insegna della tradizione con l'inaugurazione della 55esima mostra di vini a Refrontolo. Che cosa rappresenta per la comunità questo anniversario e anche il lavoro instancabile della Proloco di tutti questi anni? Beh, direi che rappresenta proprio questo, il lavoro che diverse generazioni hanno fatto come volontari. E quindi oggi vanno ringraziati tutti, da chi ha avuto l'idea di iniziare questo percorso a quelli che hanno preso in mano la Proloco in quest'ultimo momento, in questi ultimi periodi. Dicevo prima, durante l'inaugurazione, sono veramente un gruppo di ragazzi pieni di entusiasmo, di voglia di fare, anche di spensieratezza, quindi sanno trasmettere anche a chi partecipa a questi eventi, ecco, la loro gioia, la loro voglia di vivere questi momenti di comunità. Quindi credo che il compito delle associazioni, della Proloco in primis, sia proprio questo: far star bene e vivere bene il proprio paese, il proprio comune. C'è un augurio che da sindaco si sente di fare alla presidente Campardo e di riflesso tutto il gruppo di lavoro? Beh, l'augurio è quello di continuare con lo spirito con il quale hanno iniziato. Non è tanto per dire, ma veramente fanno apprezzare e si capisce, e giustamente lo hanno detto anche altri che sono intervenuti durante l'inaugurazione, ecco, fanno proprio capire lo spirito di freschezza, di voglia di fare, di entusiasmo che c'è dietro questo gruppo. E come dicevo prima, questo è il loro lavoro e l'augurio è quello di poter continuare così. Lo sappiamo benissimo, le difficoltà ci sono state, ci saranno, ma se affrontate così sicuramente saranno facilmente superate.